Madonna di Ca' Pesaro. La pittura veneziana risplende di una bellezza dei colori senza pari. Il massimo del colore fu raggiunto dal pittore Tiziano, il re della pittura veneziana. Quest'opera fu realizzata da Tiziano tra 1519 e 1526. Il dipinto su tela fu commissionato da Jacopo Pesaro. Con questo lavoro Tiziano ha portato una novità nella pittura. Il personaggio principale non si trova nel centro fisico del dipinto, ma nel centro della nostra attenzione. Questo cambiamento è dovuto al fatto che il dipinto è stato collocato su un altare laterale a sinistra. Mentre ci avviciniamo all'altare maggiore, possiamo fermarci vicino alla colonna accanto a questo dipinto, perché è la posizione più giusta per fare una prima lettura su ciò che vediamo. Le colonne del dipinto rispettano l'architettura della basilica, quindi il dipinto diventa come una finestra in cui si estende lo spazio interno della basilica. Anche i gradini e il trono del dipinto rispettano la stessa struttura dell'architettura dei gradini e dell'altare in marmo. Su quest'immagine si può fare una riflessione sulla fede, sulla gloria umana e sulla morte. Per quanto riguarda la fede, il tema principale è il dogma dell'Immacolata. Il dottore dell'Immacolata era il frate francescano Duns Scoto, che sosteneva che la Beata Vergine Maria era nata senza il peccato originale. Essendo la Madre di Dio, Dio le ha concesso questo privilegio, facendola nascere senza il peccato originale. L'Immacolata Concezione è diventata un dogma di fede nel 8 dicembre 1854 con Papa Pio IX. Abbiamo la conferma per il fatto che la Madonna era apparsa a Bernadetta Soubirous a Lourdes nel 1858 e si era presentata così: «Io sono l'Immacolata Concezione». La nostra attenzione è indirizzata verso la Beata Vergine Maria e verso il Bambino Gesù attraverso una luce speciale, e per il fatto che tutti i personaggi del dipinto formano un triangolo che dirige la nostra attenzione verso il picco dove si trova la Beata Vergine. I committenti, gente semplice, di fronte alla divinità si inginocchiano per rispetto. I santi patroni dei committenti sono mediatori davanti alla divinità. Dietro alla Beata Vergine Maria c'è una colonna che indica che Maria è una colonna che ci direziona verso il paradiso. La stessa cosa la vediamo anche a San Pietro. San Pietro rappresenta l'autorità della Chiesa. Attraverso il libro, che è un simbolo dell'insegnamento, e la chiave del piede, che è la chiave che apre la porta del cielo. Pietro è sulla scalinata, che indica l'autorità ricevuta come capo della Chiesa. Sull'aspetto della gloria umana possiamo notare il potere che governa il mondo. Il potere religioso è rappresentato da Jacopo Pesaro, vescovo di Pafo. Il potere politico è rappresentato da Antonio, che era senatore della Repubblica di Venezia. Il potere economico è rappresentato dai suoi fratelli, Francesco, Fantino e Giovanni, che erano commercianti. Per quanto riguarda la gloria umana, nella pittura ci viene presentato un evento della vita di Jacopo Pesaro. Lui era il comandante di 20 galee di Papa Alessandro VI. Jacopo ha combattuto contro gli ottomani a Santa Maura nel 1503, dove ha ottenuto la vittoria. Questa storia è presentata nello spazio a sinistra, dove San Maurizio, che è il santo patrono dei crociati, con una mano tiene un prigioniero ottomano e con l'altra la bandiera di Papa Alessandro VI. Sopra la bandiera c'è un ramo di aloro
simbolo di vittoria. Sull'aspetto della morte abbiamo 3 simboli. Gli angeli mettono una croce sopra le nuvole, così come si mette una croce sopra la tomba nel cimitero. Il secondo simbolo è il velo della Beata Vergine Maria, sotto il quale il bambino Gesù trova protezione. Il velo indica la purezza dell'Immacolata, ma indica anche il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù dopo la sua morte, la sindone. Troviamo il terzo simbolo nello sguardo del bambino Gesù che si ferma sulla mano di San Francesco. San Francesco è stato il primo santo nella storia della Chiesa che ha ricevuto le stimate. Il bambino Gesù vede le stimate del santo e spaventato si ritira, perché rappresentano i segni della sua passione. Attraverso questo quadro un bambino ci guarda ovunque siamo. È Ludovico, il figlio di Antonio Pesaro. Ci guarda per dirci che questa realtà, che loro la stanno vivendo, ci guarda anche noi. La fede, la gloria umana e la morte sono una realtà che tocca ogni persona. L'altare in marmo fu realizzato dai fratelli Tullio e Antonio Lombardo. Sul lato destro dell'altare si trova la tomba del vescovo Pesaro realizzata da Tullio Lombardo e ci offre anche una breve meditazione. Il vescovo è riuscito a sconfiggere i nemici, ma è riuscito a sconfiggere se stesso, il che è più difficile.